siamo arrivati a parlare della mafia. Qualche cosa abbiamo già detto, no? Abbiamo detto che per mafia che cosa si intende? Un sistema complesso, organizzato, ok? Di gente che commette generalmente reati finalizzati ad ottenere dei profitti, che ha però una caratteristica particolare. Cioè, perché gente organizzata che commette reati e ne fa profitto, e per profitto, insomma, anche 3 persone che vendono 4 telefoni rubati su internet, lo stanno facendo, no? Lì potremmo parlare di concorso, in qualche caso se strutturati bene, se c'è il fine anche di associazione, per delinquere, cioè 416, quando si parla di 416 bis, cioè di organizzazione, prevede che oltre a tutte queste caratteristiche di un'organizzazione stabile con dei capi ben organizzata, prevede anche alcuni aspetti, il fatto che sia legati da un legame di omertà, per cui, e poi il vincolo dell'intimidazione. Cioè vuol dire che se io sono un 'ndranghetista, tu potrai pure prendertela con me, potrai pure denunciarmi, ma potrò pure andare in galera, ma stai tranquillo, che quello che non potrò fare io perché sono chiuso in gabbia, lo farà qualcun altro per me. Ok? Questo è il concetto base. Ok? Dove le caratteristiche sono queste, che si chiami mafia, che siano calabresi, altoatesini, albanesi, rumeni, milanesi doc o palermitani, è mafia. È mafia, nel senso che è 416 bis. La mafia si è evoluta, non è più la mafia di Totorina, violenta e brutta. La mafia è fatta anche da persone che insomma stanno operando a livelli di vediamo come difficile. A Milano durante Expo abbiamo fatto di tutto per tenere fuori la mafia da Expo. Abbiamo fatto appalti complessissimi, controlli, garanti, eppure la mafia l'hanno trovata dentro Expo, non c'è stato verso. Mi hanno legati una settimana fa, 2 settimane fa, non c'è stato verso, perché la mafia deve andare, deve guadagnare, è un'impresa e deve lavorare pure lei. Dove ci sono i soldi la mafia arriva, dove ci sono appalti, dove ci sono oggi appalti, è più facile fare soldi con gli appalti probabilmente che con l'eroina e con la cocaina. Ok? È molto più facile, per cui di conseguenza si buttano in quello, per cui vi dico che sicuramente la mafia qui in Veneto c'è, perché in Veneto ci sono i soldi. C'è la gente che sta bene, ci sono le aziende che stanno male, che possono essere acquisite e rivendute, ci sono le aziende che possono essere sfruttate, si può entrare dentro, mangiarsi tutto quello che si riesce, ok? E poi abbandonarle lì.